Sarebbero già stati identificati tra i ragazzi che sabato nel tardo pomeriggio al Parco della Rocca di Monselice hanno accoltellato un quindicenne di Ospedaletto Euganeo e avrebbero ferito al volto anche l'amico che era con lui. Si tratta di tre ragazzi di origine nordafricane. Intanto il minorenne ferito dai 6 fendenti al torace e alle gambe è ancora ricoverato a Padova. Non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Parco di Monselice. Gli aggressori dovrebbero essere tutti minorenni, così come i 2 ragazzi aggrediti. Ancora sconosciuti i motivi che hanno portato alla rissa violenta esplosa intorno alle 17:30 di sabato pomeriggio vicino al bar della Casetta in uso all'Auser e quindi sotto gli occhi di molti testimoni. Si parla di una spedizione punitiva per un regolamento di conti forse dovuto ad alcune cessioni di hashish, ma i genitori del ragazzo ferito dalle coltellate escludono che il figlio possa far uso di stupefacenti e parlano di altri bersagli o di una lite per altri motivi, come hanno detto al sindaco di Ospedaletto Euganeo. Il figlio, quello che appunto si è trovato in questa situazione, mi ha detto non fuma, non beve, non ci sono mai stati motivi per cui mi dovessi preoccupare e ha detto non so come mai si è trovato in questa situazione che non avrei mai immaginato perché non c'erano motivi particolari. Ecco, questo è il quanto. Dopodiché cosa posso dire? Posso dire che da un punto di vista generale, purtroppo i figli di quell'età lì che chiamiamo l'adolescenza o comunque dai 12 anni fino alla maggiore età è un periodo molto critico e vivono in una società che secondo me è pericolosa e che quindi le compagnie, le amicizie, un po' tutto si fanno trascinare in contesti molto più pericolosi di quello che credono senza avere diciamo un'esperienza a monte di capire dove sta il pericolo.